Derby casalingo domani per la Pro Favara che incontra l'Unitas Sciacca, sicuramente una partita importante per proseguire il cammino nel campionato di eccellenza. Sicuramente la squadra è più rinfrancata e galvanizzata dopo la vittoria di domenica scorsa, ma anche con l'innesto di nuovi giocatori che hanno rafforzato l'organico. Sì, domani ci aspetta una partita, un derby, una partita importante, dobbiamo tornare a vincere tra le mura amiche. Sono arrivati già Bukva che già ha giocato, è arrivato Tommaso che scuffia, che per la sua esperienza, per la sua caratura di uomo e di giocatore ci può dare una grossa mano sia a livello tecnico-tattico ma a livello caratteriale soprattutto, penso. Sono assai i punti di distacco con la Nissa? Sono assai, la Nissa ha un bel margine di vantaggio, però mancano ancora 17 partite, c'è uno scontro diretto da giocare, noi dobbiamo essere quelli che siamo stati domenica a Casteldaccia, quelli che siamo stati per l'80% delle volte in questo campionato. Io ormai mi conoscete tutti, io ci credo tantissimo e so che ci sono vari modi di poter raggiungere quel sogno che abbiamo, ma la priorità è provare a vincere e noi dobbiamo fare il nostro percorso sperando in un passo falso nelle 16 partite, a parte lo scontro diretto della Nissa che ci proietterebbe ad avvicinarci a loro. Ti conosciamo sempre per la tua franchezza e per quello che dici sempre col cuore e con la mente. Che cosa non è andato, se c'è stato qualcosa che non è andato in questo primo frangente per la Pro Favara? Ma dobbiamo sicuramente fare mea culpa in qualche circostanza, però dobbiamo dare pur merito a una squadra che ha fatto 13 vittorie, 12 vittorie e un pareggio, che è la Nissa. Stanno facendo un campionato strepitoso e noi stiamo facendo un campionato, l'ho detto prima, da 8, perché se l'80% delle volte siamo stati top, stiamo facendo un campionato da 8. È mancato qualcosa, secondo me è mancato il fatto che qualche partita pensavamo di vincerla a prescindere dal fatto che ci chiamiamo Favara e quindi le partite si vincono lo stesso, invece no. Noi dobbiamo metterci l'anima, dobbiamo metterci il cuore, dobbiamo correre più degli altri, perché poi abbiamo qualcosa in più a livello tecnico, ma prima di tutto dobbiamo pareggiare la voglia che hanno le squadre di giocare contro di noi. E poi c'è sicuramente anche l'intenzione della società, come dicevi prima, ha rafforzato l'organico. Sì, la società ha dato un segnale chiarissimo, ma se qualcuno aveva qualche dubbio, io sinceramente dubbi non ne avevo. Li conosco da un anno e so che hanno in mente un obiettivo e faranno di tutto per raggiungerlo il 17 aprile o il 10 aprile, quando finirà questo campionato, e so pure che se non riusciremo a vincerlo da quella porta faranno tanto e tantissimo altro per vincere in un altro modo. Hanno un obiettivo, li conosco, sono ambiziosi e noi dobbiamo dare a loro la forza di continuare a credere in questa cosa.